Buona domenica da Sicilia 24, i titoli. Anche la Sicilia piange Giulia, vittima di femminicidio a 22 anni, una tragedia che ne fa riaffiorare un'altra, la morte di Giordana avvenuta nel Catanese. A Sicilia 24 la madre verrà squatrito, i genitori ascoltino di più i loro figli. Il giallo di Randazzo, indagini a 360 gradi sul tentato omicidio e poi del suicidio di un 87enne di Moio, resta oscuro il movente. Sanità pubblica sempre più in difficoltà nel Messinese. Dopo la cardiochirurgia pediatrica a Taormina anche il pronto soccorso e il punto nascite di Milazzo rischiano la chiusura. Il vice premier e ministro Tajani a Sicilia 24, l'accordo con l'Albania è una tappa per la soluzione del problema dei migranti. Mario Biondi torna in Sicilia, prima tappa Catania, al Massimo Bellini il suo Crooning Soon con i brani più celebri del suo repertorio. Calcio, effetto Lucarelli a Catania, i rossazzurri vincono all'ultimo secondo con la Turris ma lo fanno con merito. Il Messina in campo nel pomeriggio a Foggia. Pallavolo, la Saturnia attende Milano al Pala Catania. Per i biancoblu c'è l'occasione di migliorare la classifica nella corsa per conquistare la salvezza. Bentrovati. Anche la Sicilia piange Giulia, 22 anni, trovata cadavere in fondo a un dirupo dalle parti di Pordenone, il collo, le braccia, le mani con le ferite delle coltellate infertegli fino a ucciderla dall'ex fidanzato coetaneo, che l'ha prima caricata nel cofano dell'auto come un sacco e poi l'ha lanciata nel canalone. In mattinata il giovane accusato di femminicidio è stato arrestato mentre era in fuga in Germania. Una storia agghiacciante che ci ricorda quella di Giordana, uccisa a coltellate dall'ex compagno 8 anni fa, Nicolosi. E ogni volta che una ragazza viene uccisa per Vera Squadrito, mamma di Giordano, è un colpo al cuore. Ascoltiamo Vera. Ma ritorno indietro nel tempo e soprattutto penso a quel momento in cui quella ragazza subisce le coltellate, proprio perché io le porto addosso quelle 48 di mia figlia, e come rivivere in ognuno di loro quel dolore, quella paura, quella disperazione di volersi difendere e non riuscire a difendersi. L'arma bianca è la peggiore, proprio perché non ti fa morire nell'immediato. I giovani purtroppo ancora oggi, nonostante il tempo, hanno un problema proprio di sentimenti, cioè non riescono ad empatizzare con l'altro, e dobbiamo dire ai genitori di attenzionare gli atteggiamenti dei figli, proprio per evitare che ci siano altre Giulia, altre Giordana, altre ragazze, giovani ragazze. Oggi il femminicidio si sta spostando proprio di età, sono molti giovani che uccidono le loro fidanzate. I genitori hanno un compito, tutti i genitori hanno un compito: ascoltare i figli, attenzionarli nei loro atteggiamenti, perché i segnali ci sono anche in famiglia. Nonostante noi chiaramente da genitori ci ostiniamo a non voler vedere un figlio violento, una figlia vittima di violenza, dobbiamo comprendere che noi possiamo aiutarli se li attenzioniamo e soprattutto cerchiamo di ascoltarli. Questo credo che sia un'ottima prevenzione. Il cadavere di un uomo di 28 anni, originario della Tunisia, è stato ritrovato la notte scorsa a Caltabellotta, vicino ad Agrigento. Il corpo era riverso a terra alla periferia del paese, vicino al campo sportivo e a pochi metri da un accampamento abusivo di nordafricani. Gli investigatori ipotizzano che la vittima sia stata aggredita da una o più persone e che la morte sia stata causata dalle percosse subite. Adesso andiamo a Randazzo, veramente un giallo, indagini a 360 gradi sul tentato omicidio e poi del suicidio di un 87 di Moio. Interrogate diverse persone, ma resta oscuro il movente. L'arma, detenuta illegalmente, è stata sequestrata. Tonino De Mano.
Ha sparato 3 colpi di pistola a calibro 9. Il quarto colpo lo ha indirizzato verso se stesso per togliersi la vita dopo aver tentato di uccidere un 67enne di Randazzo, tuttora ricoverato in prognosi riservata al Cannizzaro di Catania. Non è in pericolo di vita, ma è stato necessario un delicato intervento chirurgico per rimuovere il bossolo dall'addome. È un vero e proprio rompicapo per gli investigatori il fatto di sangue avvenuto ieri intorno alle 13 in un casolare di campagna di via Sciarone a Randazzo. È qui che Salvatore Minissale, 87 anni, arriva da Moio Alcantara a bordo della sua Alfa 156, va dritto verso l'abitazione, dopo alcuni minuti apre il fuoco contro il 67enne, definito una persona mite e tranquilla. Poi si allontana, trova il cancello chiuso e rivolge l'arma verso se stesso, sparandosi alla testa. A chiamare soccorsi è stata una badante presente in casa e la cui testimonianza potrebbe essere importante per ricostruire la vicenda. Dagli investigatori vige il massimo riservo, la certezza è che alcune persone sono state già sentite dai carabinieri di Randazzo e che avrebbero riferito di vecchie questioni pregresse, forse un incidente avvenuto in passato e che avrebbe creato attriti tra Minissale ed un familiare del 67enne ferito. Ipotesi che si stanno vagliando in queste ore, anche se resta inspiegabile l'epilogo. Perché Minissale si è sparato e soprattutto qual è il movente del pomeriggio di follia di via Sciarone? La pistola, detenuta illegalmente, è stata sequestrata e sarà analizzata dai RIS di Messina. Bisognerà capire la provenienza dell'arma e se eventualmente sia stata utilizzata anche in passato. Il rischio chiusura del centro di cardiochirurgia pediatrica a Taormina, quella del pronto soccorso e del punto nascite a Milazzo. In provincia di Messina sono diversi fronti di protesta aperti nella sanità. Francesco Triolo. Sono 2 i casi che stanno agitando la sanità messinese, da un lato il centro di eccellenza della cardiochirurgia pediatrica di Taormina, dall'altro lo smantellamento del pronto soccorso e del punto nascite dell'ospedale di Milazzo. Una decisione che porterebbe ad un ridimensionamento e a quell'accorpamento con il Cutroni Zodda di Barcellona non visto di buon occhio, perché il Fogliani serve una fetta di territorio importante con la presenza della zona industriale dove sono decine le aziende a rischio incidenti, oltre che essere un punto di riferimento per l'intera Valle del Mela e per le Eolie. A questa situazione noi dobbiamo per forza ribellarci, perché dobbiamo difendere quello che è il diritto alla salute, il diritto ad essere assistiti nel momento in cui ne abbiamo di bisogno e nei tempi corretti. Non è possibile ormai andare in un ospedale, in pronto soccorso, e aspettare 10-12 ore per essere medicati, oppure file di mesi e mesi per avere una prestazione medica. Una situazione che i sindaci del comprensorio hanno deciso di affrontare di petto e sono pronti a presentarsi a Palermo facendo fronte comune nella protesta. Una protesta che non si ferma nemmeno a Taormina. Per molti le rassicurazioni del presidente della regione Schifani ieri pomeriggio ai genitori dei piccoli pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica del San Vincenzo sono state di facciata. Per i genitori parole formali e anche abbastanza scontate, come quella dell'interlocuzione in corso con il Ministero, ma Schifani ha almeno anticipato che si chiederà un'ulteriore proroga tecnica dopo il 31 gennaio. Il governatore ha raccolto anche i dati che i genitori hanno portato dai 73 interventi in emodinamica ai 58 interventi chirurgici ed i 167 ricoveri al CCPM da luglio ad oggi. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiuso a Taormina la convention regionale di Forza Italia. L'accordo sui migranti con l'Albania e le alleanze in prospettiva delle elezioni europee tra i temi dell'intervista rilasciata al nostro inviato Luca Ciliberti. Presidente, siamo in Sicilia, fronte caldo dell'immigrazione, il governo Meloni ha sottoscritto questo accordo con l'Albania. Cosa ci dobbiamo aspettare? Saranno solo questi 2 CPR che accoglieranno, se va bene, qualche migliaia di migranti, oppure sarà davvero una risposta nel momento, nella stagione calda dello spostamento dei migranti? L'accordo con l'Albania è parte di una strategia che il governo italiano ha messo in campo per fronteggiare la questione immigrazione, che si risolve certamente con accordi come questo, con iniziative sul territorio nazionale, ma soprattutto deve risolversi a lungo termine con un'azione nel continente africano. Presidente, le prossime saranno le prime elezioni senza Berlusconi presidente, tra l'altro elezioni europee che so che a lei, come dire, stanno molto a cuore. Qual è l'identità di Forza Italia in questo contesto? Ma noi siamo una forza di governo seria, credibile, affidabile, responsabile, che ha la testa sulle spalle, siamo sempre determinati a guardare i cittadini, riduzione delle tasse,
creazione di lavoro, sostegno alle piccole e medie imprese, alle partite IVA. Noi vogliamo essere la pietra angolare del sistema politico italiano. Senta Presidente, Occhiuto da un lato, Schifani dall'altro, in mezzo ci manca qualcosa. Stiamo lavorando per trasformare il sogno di Silvio Berlusconi in realtà, cioè quel ponte che non soltanto collegherà la Sicilia alla Calabria, ma sarà uno strumento per la crescita economica dell'intero Paese. Le infrastrutture sono determinanti per la crescita economica. Tornando al tema delle europee, correrete da soli o farete alleanze? Noi correremo da soli con il nostro simbolo, poi siamo pronti ad accogliere anche candidati indipendenti, siamo pronti a confrontarci, a discutere anche con singoli o con movimenti politici che però si riconoscono in noi, però non siamo disposti a togliere la parola Berlusconi dal nostro simbolo, non siamo disposti a togliere nulla dal nostro simbolo. Breve pausa e poi altre notizie e servizi. Eccoci rientrati in studio. A Catania sono stati piantati numerosi alberi di falso pepe. C'è stato un momento di festa e di condivisione in piazza Aldo Moro. C'era per noi Tonino De Mana. Preziosi alleati dell'ambiente, fondamentali per ridurre l'inquinamento e le temperature in una città, Catania, reduce da un luglio rovente che ha portato persino al danneggiamento di cavi elettrici e a prolungati blackout. L'importanza degli alberi è sotto gli occhi di tutti e piantarli è sempre un momento di festa e di condivisione. Appuntamento di buon mattino in piazza Aldo Moro, dove sono stati piantati diversi arbusti di falso pepe per rendere più verde ed accogliente il parco. Non si può non pensare di programmare. Il verde, gli alberi sono essenziali per la salute del cittadino, oltre ad essere chiaramente belli esteticamente, sono essenziali. La Sicilia come sta sotto questo punto di vista? La Sicilia, insomma, abbiamo tanti problemi, non c'è una programmazione strutturata di quelli che sono gli interventi per quanto riguarda il dissesto idrogeologico. Per esempio, abbiamo gli incendi. Si incendiano tantissimi ettari di bosco durante l'anno, ma non c'è un piano di riforestazione. Alberi uguale benessere. Catania purtroppo ha troppo cemento e poco verde. Quel poco verde noi lo dobbiamo cercare di ampliare e migliorare, come quest'area che i cittadini stessi ci richiedevano da tempo di essere munita appunto di più alberi. Catturano le polveri sottili, rilasciano ossigeno, proteggono dall'erosione, contribuiscono a conservare la biodiversità, migliorano il benessere dei cittadini e creano luoghi di socialità. L'immagine simbolo è quella che vedete tutti, grandi e piccoli, attorno ad una pianta ancora fragile, ma sicuramente utile, specie per le nuove generazioni. Nella 7ª giornata mondiale dei poveri siamo andati a Siracusa in una delle mense che ogni giorno offrono un pasto caldo a chi è in difficoltà. Francesco Triolo. I volontari non si fermano mai, nemmeno la domenica. Nella giornata mondiale dei poveri, come ogni altro giorno, sono pronti ad aiutare chi è in difficoltà. Noi siamo andati alla mensa del Pantheon a Siracusa. Grazie al volontariato che garantisce una presenza continua e alla provvidenza che alla mensa del Pantheon e di casa riusciamo ad offrire a chi si presenta un pasto completo, caldo, tutti i giorni. Dal primo al dolce chi viene qui riceve un pasto completo, pasto che per chi vive nella povertà vale doppio. Prima del pasto materiale c'è l'accoglienza da parte della comunità e dei volontari. Tanti si percepisce hanno bisogno di un sorriso, hanno bisogno di una carezza, hanno bisogno di essere ascoltati. Ci si allontana per qualche ora dalla casa e dalla famiglia per dare il proprio contributo. Aiutare gli altri fa stare bene anche noi, ci dicono i volontari. Abbiamo questo piacere di dedicare un po' di tempo della nostra vita a chi è meno fortunato di noi. E ci riempie di gioia. Negli ultimi anni in Sicilia la povertà riguarda sempre più persone, stranieri ma anche italiani. Le richieste di aiuto aumentano di giorno in giorno. Mario Biondi torna nella sua Sicilia con 2 spettacoli ieri sera a Catania al Teatro Massimo Bellini con il suo Crooning Soon. Emanuele Corsi. Resta fisso immobile lo sguardo come parla. Uno
show unico, mai visto prima. Un'orchestra composta da 18 elementi che suona sul palco senza amplificazione e la sua inconfondibile voce al centro di un'atmosfera calda ed intima. Mario Biondi è tornato in Sicilia per regalare al pubblico un'esperienza senza tempo, con 2 tappe, una catanese e una palermitana, del Crooning The Italian Tour. Il primo dei 2 appuntamenti ieri sera al Teatro Bellini di Catania. Siamo alla data catanese e per me ovviamente è un'emozione fortissima. Io in questo teatro ci sono cresciuto da bambino, ho fatto il figurante lirico, ho fatto il Domeneo, ho fatto diverse opere e tornarci in questa veste un po' più classica mi emoziona, mi stimola anche tantissimo. 14 date nei più prestigiosi teatri italiani, molte delle quali già sold out. Il Crooning The Italian Tour, partito il 16 novembre da Crema, proseguirà questa sera al Politeama di Palermo. È un esperimento ovviamente anche impegnativo perché non abbiamo spie, non abbiamo ritorni di ascolto da casse o da auricolari. Insomma, torniamo all'inizio del Novecento, forse alla fine dell'Ottocento, questa è l'idea, quindi sicuramente è un progetto mai fatto. Sul palco il crooner siciliano spazia dai classici del soul e del jazz arrangiati ad hoc per questo progetto live ai brani contenuti nel nuovo album Crooning Undercover, un mix di inediti e cover come My Favorite Things che apre il concerto. Tutti i musicisti siciliani, palermitani tendenzialmente, tutti estremamente bravi. Abbiamo rivisitato il repertorio classico con classicità. Adesso una pausa per la pubblicità, poi il calcio con le ultime sul Catania, il Messina che giocherà nel pomeriggio e parleremo anche di pallavolo con la Saturnia. A tra poco. Ed eccoci alla pagina dedicata allo sport, partiamo con il calcio. Il Catania rinasce con Lucarelli, i rossazzurri vittoriosi all'ultimo secondo con la Turris, ma con pieno merito. In rete i 2 difensori Curado e Bois. Marco Carli. Questa era l'immagine che mancava, quella del gruppo. Lucarelli l'ha riportata come nelle sue precedenti gestioni catanesi. Sul gruppo ha lavorato il tecnico, più di tutto, tentando di rinsaldarlo, di alleviarne i colpi subiti. Poi certo ci sono anche le soluzioni tattiche, importanti, ma vengono dopo. Prima viene Chiricò che lavora per la squadra, Marsura che corre sulla fascia e si prende l'applauso del pubblico, solo per fare 2 esempi. Prima viene il gol al 97esimo di Bois che indica voglia di farcela a tutti i costi in qualsiasi modo, magari anche con un pizzico di fortuna in più. Prima erano i pali, adesso si sono trasformati in gol, ma la fortuna bisogna sapersela conquistare. La vittoria penso ci sia pochi dubbi sul merito. Ho detto ai ragazzi di cogliere questo segnale perché potrebbe essere che il vento ha cominciato a girare. Fin qui il Lucarelli motivatore, ma c'è anche il Lucarelli tattico che sposta Rocca fra le linee, vara il 4-2-3-1 con i rientri dello stesso Rocca in mediana e di qua in difesa per limitare il gioco della Turris. Il risultato è un Catania arrembante fin dall'inizio che costruisce azioni da gol. Di Carmine prima sfiora il palo dopo una bella imbucata di Bois, poi trova il riflesso di Fasolino che ribatte di piede e poi si deve invece inchinare il portiere al colpo di testa di Curado. Finalmente in campionato un gol su calcio piazzato. Nella ripresa il Catania costruisce meno ma controlla il match, tanto che la rete della Turris appare un episodio seppur favorito da una distrazione generale. Il Catania subisce il colpo ma resta lì attaccato alla partita fino al finale che stravolge tutto e magari apre altre strade. L'esperienza suggerisce cautela, troppe volte si è gridato la svolta in questa stagione senza poi afferrarla realmente, ma per dirla alla Lucarelli forse adesso il vento è cambiato, sta al gruppo Catania saperlo sfruttare e provare a spiccare il volo. Dopo 3 sconfitte consecutive e appena 2 punti in 6 giornate, il Messina gioca questo pomeriggio con il Foggia. Tra i giallorossi 4 le persone assenti, Modica cambia ancora formazione. Sergio Colosi.
Oggi non è il giorno di punire ma di responsabilizzare, anche perché l'idillio tra Modica e Sciotto, come recita il passato, potrebbe consumarsi prima del previsto e allora il Messina di Foggia fa quadrato attorno a sé e ripesca gli over nella formazione titolare. Nella batteria delle assenze pesano soprattutto Lie infortunato e Frisenna squalificato, meno Buffa e Zammit. Davanti a Fumagalli salvo il rientrante Ortisi ai lati di Manetta e Polito, centrocampo pesante e più esperto con Franco, Firenze e Scafetta. In attacco Plescia insieme ad Emmausso e Ragusa a completare il 4-3-3. Se Salvo non dovesse fornire le necessarie garanzie a Modica, Polito a destra con Ferrara al centro e cavallo per Emmausso nell'ottica dei 3 under per il minutaggio tanto caro alla società. Il Foggia, come il Cagliari in Serie B, non si è ancora ripreso del tutto dal dramma degli spareggi estivi. Viaggia a fasi alterne, non vince da 5 turni e non perde in casa da marzo, ma lunedì scorso ha bloccato la capolista a domicilio, segna poco e subisce ancora meno, al contrario di una Piazza che invece ha vissuto storie tese e indimenticabili con allenatori spumeggianti. Numeri di speranza per il Messina che da 8 mesi non vince fuori casa e da poco più di 1 in questo campionato. Ed eccoci alla pallavolo. La Saturnia torna al Palacatania oggi alle 18 contro Milano. I biancoblù cercano il secondo successo stagionale contro una squadra forte che però ha avuto un inizio stentato. Marco Carli. L'occasione da sfruttare. Alla sesta giornata di Superlega la Saturnia torna in casa al Palacatania alle 18 contro Milano e davanti al pubblico amico cercherà punti importanti. I biancoblù sono stati sempre protagonisti di partite di ottimo livello, anche con squadre maggiormente quotate come Piacenza o Civitanova. Questo dà al gruppo la convinzione di poterci credere. La vittoria con Cisterna per adesso è la vittoria più importante, ovviamente contro una diretta concorrente ci ha dato un bel po' d'ossigeno. Comunque secondo noi, insomma, per noi tutte le partite sono buone per fare punti. Milano precede gli etnei di un solo punto in classifica, finalista di Coppa Italia e semifinalista scudetto. Nel campionato scorso la squadra lombarda in queste prime giornate ha stentato ed è reduce dalla sconfitta casalinga con Trentino. Squadra che resta comunque di ottimo livello, ma la Saturnia ha dimostrato di saper giocare una bella pallavolo e poi c'è il Palacatania e i tifosi che Cavaccini coinvolge così. Venire a tifare, ma poi soprattutto venire ad aiutarci e aiutarli a conservarvi questa Superlega, perché penso sia un patrimonio un pochettino della città. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona domenica.